La 18ª giornata di campionato tra la Came Treviso e il Vitulano Dragstore Manfredonia. È tutto pronto, l'inizio del match sui piedi di Giappa. Donin in posizione centrale, prova il sinistro in qualche modo. Ancora l'intervento del portiere Caio che ora dà il via all'azione. Parte il tiro, Giappa al limite dell'area di rigore, il suo sinistro viene deviato in angolo da André. Squadra ospite che fa difficoltà ad uscire dalla propria situazione difensiva. Pallone recuperato da Giappa e Sacon approfitta di questa errata fase difensiva della formazione del Vitulano Dragstore Manfredonia per portarsi in vantaggio, quindi a 16-29. Donin perde il pallone, poi in qualche modo lo recupera ma lo regala a Canal. L'intervento risolutore da parte di Pietrangelo, e questa è stata un'azione molto importante per Manfredonia. Ancora Canal! Canal va a pareggiare i conti. 14-51, una dormita nella gestione di questa fase della partita da parte dei giocatori della formazione della Came Treviso. 1-1, Sacona la tale indietro, poi vediamo Giappa con il puntone per Luis parte il destro e la parte interna della traversa, il pallone che però esce clamorosa questa occasione. Vicinissima al raddoppio la Came Treviso, è libero in area di rigore però controllato da Canala. Musumeci, la palla per Musumeci, si gira Musumeci, pallone che rimane lì e calciato fuori di guida. Palla per Giappa si gira con le mani e ancora la palla che viene recuperata al Manfredonia. Deve intervenire su questa iniziativa di André Pietrangelo. Si riprende il match, Luis Felipe, Canal che cerca di bloccarlo, dall'altra parte per Giappa, Luis Felipe, parte il tiro, la chiusura ottima del portiere con la spalla destra, in qualche modo è riuscito a tenere la palla fuori dalla propria porta. Giappa anticipato ancora molto bene, Canal, attenzione, la possibilità del tiro, in qualche modo si fa vedere due volte la bravura del portiere della Cam Pietrangelo. Donin sbaglia tutto, attenzione in velocità, la possibilità e il gol! Il raddoppio in contropiede da parte della formazione ospite con il 2-1. Sacon, pallone per Musumeci che si gira in qualche modo incredibile, la tocca quanto basta. Sacon, Sutton, vediamo se si accentra e tira Sutton, infatti è così. Sacon, parte il tiro e parte il gol, rovesciata da parte di Giappa, spettacolare questo gol, spettacolare in acrobazia il pareggio di Giappa a 8:41, davvero spettacolare. Sacon, il grande tocco acrobatico da parte di Giappa che si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Eccolo qui Canal, parte il tiro. Sacon, Sutton, pallone per Del Gaudio, parte il tiro, la risposta di Caio e poi dall'altra parte, attenzione, occasionissima sull'altro portiere, subito in velocità per Di Guida, attenzione, pallone messo in mezzo, non c'era nessun giocatore, il proprio compagno di squadra a mettere in rete, se fosse necessario, per dare indicazioni. È ancora molto in bilico questa partita. Il gol! Clamoroso gol di Canal! Spettacolare, non ci ha pensato due volte, ha lasciato scoccare un destro vincente. Canal! Sutton, Giappa, Luis Felipe, parte il tiro, la risposta
Di Caio, attenzione, il pallone che viene calciato verso la porta della Kame dell'1-1. Intanto il pallone va in rete, l'ultimo tocco proprio di Canale, non vorremmo che fosse un autogol del capitano. Pallone per Del Gaudio, palla per Di Guida, perde il pallone, attenzione, la palla che sta per entrare in rete! Canal! Ancora Canal! Clamorosamente Canal! Pazzesco, pazzesco, il cuoricino che tanto va di moda a Sanremo nel brano musicale. A 70 secondi dalla fine cerca l'impresa il Manfredonia, palla per Del Gaudio, Di Guida, Saccon, Del Gaudio, parte il sinistro, l'intervento di Caio, Del Gaudio porta a Zonzo il pallone, pallone messo in mezzo, Canal e poi il tiro al palo, palo clamoroso di Sutton, Saccon, ancora Sutton, Giappa e palla finisce, clamorosa partita signori. L'ultimo tentativo della Kame, Del Gaudio, pallone che rimane lì, incredibile, incredibile, palla che non entra e praticamente finisce qui il match, la vittoria del Vitulano Dragastore Manfredonia in un finale clamoroso che ha offerto veramente emozioni fino all'ultimo secondo.